I sindaci sono sempre in prima linea e vanno ringraziati, non soltanto formalmente ma sostanzialmente. La cosa secondo me che si capisce è che vogliono farcela, ce la vogliamo fare, per cui insomma il momento ovviamente è di preoccupazione generale, ma vogliamo dare un messaggio alle famiglie, cioè lo Stato c'è, i sindaci ci sono le organizzazioni, c'è il prefetto, c'è tutta la struttura della città, ci sono i dipendenti pubblici, nessuno molla, non mollare mai. La nostra linea è quello che la città deve restare aperta e vivibile, con tutte le prudenze del caso, perché il tema è, non c'è dubbio, l'economia. È tutta una filiera complessa, perché quando parliamo di turismo bisogna conoscerlo bene, c'è tutto l'indotto delle merci, per cui la cosa che preoccupa evidentemente è questa. Noi dobbiamo fare un lavoro internazionale, non c'è dubbio, diplomatico, assieme probabilmente appunto al governo, allo stesso Presidente della Repubblica, perché Venezia scende in campo direttamente per parlare con gli ambasciatori, per parlare con i governi stranieri. Raccontiamo ai nostri amici internazionali che Venezia, o l'Italia se vogliamo, non è l'untore del mondo. Che il virus sia tra noi da tempo, ma non da noi in Europa, nel mondo, è evidente. È anche altrettanto evidente che la gente guarisce. Per cui le persone si rendono conto che non c'è da avere angoscia, c'è da avere prudenza, vivere nel modo più sereno, però anche continuare a vivere. È un virus che gira in tutto il mondo, è stato anche qua, l'abbiamo affrontato e forse prima di altri lo stiamo anche risolvendo. Ma la parte sanitaria è in mano ai sanitari. Noi dobbiamo preoccuparci dell'economia, della vita delle persone e poi diciamo agli italiani, per cominciare, visto che non hanno l'embargo, che forse è un'occasione venire in questo territorio. A tutti gli operatori dico ragazzi, sappiamo che sia difficile, al governo chiederemo le casse integrazioni, i supporti, un aiuto economico importante, non possono bastare qualche miliardo, io penso che almeno ce ne vogliono 50, probabilmente sia il caso di ripensare alle nostre produzioni nazionali, l'acciaio, certa chimica, ci siamo dimenticati, c'è l'energia, ma anche gli stessi giovani dico attenzione che potrebbe aprirsi grandi strade per voi, pensate solo nella sanità, sembrava non ci fossero più bisogno di medici, adesso si è tornati a c'è bisogno di medici, infermieri. Credo che chi ha studiato adesso è il momento che restituisca insomma, quelle capacità anche di fermezza e di intelligenza insomma, e credo che qui non manchi in questo territorio.